Buonasera a tutti, visti TV, il tenore de oggi, di 3 di maggio 2025. Siamo sempre in periodo sannossata. Bene, andiamo a vedere subito come si presenta Sadie, oggi il te che lo vamos, e lo che lo vamos scustu, come non va nessuna nughetta, però dai nocche che io proprio sul limite di questa copertura adesso dopo che questa è innanzi, vabbè, io in parte la pala eolica sono e in roba in uguale, si sono scampianne dai palaniere, in che fotografia non bisogna. Ecco, ma anche in questa bisogna, ecco, non si diano, ma come in questo momento sono scampianne. Poco nave come cambia su chilo in poco minuto, insomma. Ecco, questa è stesa lo Saravallo de oggi, martesi 22 gradi, massima 2 gradi minima, che l'Olimpio viene a mezzodì e poi coccolato sempre de pruso viene a da mezzodì in poi, insomma, a 6-8-0 è scoccolato di sicuro. E Crasa, che tebamo, lo Crasa, beh, coccolato tutto a die e nos presenta viene a carchi mudineda da essa una in poi, questo è crasa da che 9 gradi, mercoledì, da che 9 gradi al massimo 2 gradi la minima, quindi oggi è 22 gradi anche se poi calore da crasa. Cominciamo nel toccamento e d'oro, purtroppo bisogna una scusa nuova, in Morsa 69 anni, in che è morta Giuliana Cherchi, figlia di Maria Ferrando, di Stichera, sorella di Bastianino, Antonello e Giovanni. L'interro l'hanno fatto domenica 11 in More, me l'hanno comunicato dopo, condolenze e pazienze a sua famiglia tutta da parte del BCTV. Addio Giuliana. Oje, trejki, vero kim za biti volley, giocata chissà stor volley ASD, e in effetti De Oliena. Ed è importante questa però sa qualifica finale, insomma, noi scorreste quarti di finale, questa o semifinale, forse resta semifinale. E poi usatela la giocano in bici, mi pare che sia su 20, importante questa partita. In cinema, su binni che vamos su cinema, precisamente queste Pantaloni Rosa, tratto da una storia vera, che conta di un pizzino, insomma, che è stato su le autoidentificazioni, insomma, che non veniva accettato metaverso attenti. Bullismo, cyberbullismo, accettazione dei sematesi su Pizzocco, e su Pantalone Rosa, non scombita a riflettere sopra dell'importo di accettare la diversità, sopra della necessità di rispettare los ateros e sopra della conseguenza causata da su de si intendere giudicato non si dia, insomma, uno può su queste. Tutto questo in un contesto non preparato a riconoscere il risconvenio e accogliere la diversità. Non scombita fino a riflettere su dell'importo della amichezza, in sapizia. Ma questo che stupata con prepotenza è il ruolo decisivo della scuola e della famiglia, che può intendere in su da prevenire e combattere il bullismo e sa tragiche conseguenze sue. L'unità della famiglia, posta a prova dalla scontierra intro genitore, influiti in maniera decisiva su potessi instabilità emotiva del solfizzo, cioè in meta contro l'educazione in scuola e della famiglia. Questo vale per il solfizzo, ma mescamente vale per questo che in maniera unita al suo dolore, a video del suo distacco familiare, cioè appunto che battavano il divorzio in famiglia, per esempio, così via, vive nell'esperienza dell'esclusione, dell'incuranza e del dispero, baratro, appunto, desispero in baratro in italiano, desispero, torna un altro sostantivo sardo. Bene, andiamo sul giornale, no, poi ma abbiamo le cose da sapere
del regionale, vamos del regionale del Sannossata, oie di Trei non batta nulla, previsto in particolare, pezzi missa e così via, ma mercoledì 14, giornata della fraternità, pranzo comunitario, ore 11:30 con celebrazione eucaristica con la partecipazione dei sacerdoti e delle religiose vitesi. Quindi Crasa a benedire Giorgio Rusta a invitarne a su pranzo comunitario a tutto canto. Poi in YouTube, Visti TV, potete sapere la fase principale del Sadie Unni, che cioè la missa, poi battesse sapratessone e poi la benedizione del sol ciclista, che sono Brizziche tedesche che sono arrivati a San Nosata, che sono acchirrato da San Nosata. Bosamento che sulla cassetta in luvola, bestia cristiano porcheggio, ma i dimos poi viene un articolo il suo giornale a questo proposito. Bene, andiamo la punta sul giornale. Purtroppo l'ho usata a posto in ordine sbagliato, vediamo se riusciamo a raggarezzare. Vediamo un po', l'ho caricato un pacco in maniera sbagliata. Vabbè, non sono caricato al bene. Un attimo, buschiamo vediamo scomenzare. Ecco qua, priori derubati mentre festeggiavano. La coppia ha scoperto il furto di gioielli al rientro da San Francesco di Lula, cioè adesso priore di Santo Francisco. Amara sorpresa per Giovanni Farina e Daniela Marungiu. Sul fatto indaga la polizia. La coppia ha scoperto il furto di gioielli al rientro a San Francisco di Lula. Allora, una festa rovinata da un grave episodio nella notte tra venerdì e sabato. Ignoti si sono introdotti nella casa dei nuovi priori di San Francesco portando via oro e preziosi. La scoperta è avvenuta solo sabato pomeriggio al rientro dal pranzo conviviale di Sarbore, momento conclusivo del passaggio di consegne al santuario di Lula. Purtroppo bastante chi se ne approfitta di questa occasione. Lula, Bernini, Einstein Telescopo, grande sfida. Bernini esaminista, il ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini torna a sostenere la candidatura di Sosenato, miniera dismessa di Lula, come sede di Einstein Telescope. Ne ha parlato agli Stati Generali dell'Innovazione 2025, organizzati dal Sole 24 Ore, in collaborazione con l'Unione Sarda, con l'Unione Permanente degli Industriali, parlando anche delle ricadute occupazionali dei giovani talenti. Abbiamo investito 1.300 milioni perché la ricerca non deve avere valore politico, ha detto Bernini. E va bene. E non che poi vamos, l'ODE, progetto comune CICLAS e CEAS, due squadre di bambini ripuliscono il paese dai rifiuti. Bella iniziativa, bella iniziativa, vero. Andiamo a Inoc, poi infermieri, isola in emergenza, pochi stressati e mal pagati. Il dossier del FNOPI, personale sopra i 50 anni, carriere con limitatore, cioè praticamente non potranno andare avanti non c'è tanto, solo 2 operatori per medico, una delle medie più basse in Italia. Cioè la situazione sugli infermieri quindi non è stata al meglio. Dal PD unito critiche a Todde, serve un altro metodo di lavoro. La direzione Dem, riuniti in Oristano, compatta sul dossier sanità e sul voto alla riforma.
sul post comandini, cioè il successore o successora, la maggioranza è per l'assemblea, ma c'è chi vuole le primarie. Vabbè. E comunque, a quanto pare, però anche l'hanno ingollita, la nomina adesso scommissario. Ecomafie isola maglia nera per i reati contro l'ambiente. Il report shock, triste primato italiano insieme alla Campania. Ambulatorio mobile per i paesi più isolati, sarà attrezzato per gli screening medici. Questa cosa pure è una cosa molto importante. Un ambulatorio mobile per portare il servizio sanitario nei centri più isolati dell'isola, acquistato con una raccolta fondi. È stato ufficialmente presentato ieri mattina a Cagliari. Fa parte del progetto Un camper per la prevenzione, promosso dal Comitato Sardegna in Rosa, con il supporto di Fort Village, Palazzo Doglio, Summer Mode che ha permesso di raccogliere 353.000 euro interamente donati dal gruppo al gruppo Abbracciamo un sogno, un camper destinato a diventare operativo nei prossimi mesi. È stato pensato come strumento concreto per portare la prevenzione sanitaria in tutta la Sardegna, anche nei territori più difficilmente raggiungibili da servizi ospedalieri. Sarà gestito operativamente e logisticamente dal gruppo Abbracciamo un sogno, che ne coordinerà l'attività. Una bella iniziativa a vero. Fine vita, l'appello di intellettuali e artisti. Il musicista Paolo Freso, la cantante Claudia Avo, l'ex senatore Luigi Manconi, la cantante e attrice Rosella Fa e le artiste Lucido Tile sono alcune delle personalità sarde appartenenti al mondo della cultura, della politica, dell'arte e della musica che hanno espresso il loro supporto a favore di Liberi Subito, la campagna di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare promossa dall'associazione Luca Coscioni in tutte le regioni per garantire tempi certi e procedure chiare per l'accesso al suicidio mediante medicalmente assistito, così come stabilito dalla sentenza 242-200-2019 della Corte Costituzionale. Sostenimos, saremo di accordo. Allora, via al progetto Zamesa Nostra, il cibo unisce cultura e tradizione, Confocommercio, percorsi enogastronomici per i prodotti locali. Una bella iniziativa questa pure. La nuova pediatra di Libera, scelta alla casa della comunità ASL, cioè che è stata l'azienda sociosanitaria locale numero 3 di Nuoro, ricorda che da ieri sono aperte le iscrizioni per la scelta della nuova pediatra di Libera Scelta, dottoressa Gianfranca Carboni, operativa nell'ambulatorio all'interno della casa della comunità San Francesco. Vabbè, questo è posto nuvolesero, scelta della pediatra. Il chitarrista Cristiano Porcheddu in concerto al museo Mac Lura. Appuntamento sabato prossimo 17 maggio alle 20 nei locali del museo Mac Lura, che ospiterà un imperdibile concerto del celebre chitarrista nuorese Cristiano Porcheddu, vincitore di concorsi internazionali con una intensa attività concertistica sia in Italia che all'estero. Allora, non vi potete dare questa cosa in diretta, che è impegnato in un altro evento, insomma, bestesamento di Angelo Caria, che a Sucale certo non può mancare. Mi dispiace. Andiamo ad innanzi. Leone insiste sul disarmo, deve iniziare dalle parole. L'esortazione nell'udienza di ieri con i giornalisti, così darete un contributo a superare i conflitti, cioè quindi invitando il giornalista a si limitare a queste parole, insomma, e a non
fa che guerra che sa sparare e quindi cominciare appunto a fare che sappa che duro e su scrivere e su ragionare. Putin no all'ultimatum sulla tregua e Zelensky invita il pontefice a Kiev. Telefonata tra il leader ucraino e il Papa, il sostegno dell'Italia. Putin chiaramente non è che manca in termini con due pacche, gli schimo non va arrivare. Nesseno a tregua di 30 giorni in Ucraina, Vladimir Putin ha respinto al mittente l'ultimatum inaccettabile lanciato sabato da Kiev dai leader dei volenterosi sostenuti da Donald Trump di un cessate il fuoco di un mese, pena l'inasprimento delle sanzioni. Non è questo il modo di parlare alla Russia? Vabbè. Ha tagliato corto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il presidente americano è tuttavia convinto che un buon risultato possa arrivare dai primi colloqui diretti tra Russia e Ucraina in programma per il 15 maggio ad Istanbul. Ma chissà che biannete. Omaggio a Trump, Hamas libera il soldato Edan. Una bella cosa, questa che questo pistolo così, grazie a Domosua, proposta proprio alla vigilia del viaggio in Medio Oriente del presidente americano. L'accordo tra Cina e Stati Uniti, sconti reciproci sui dazi. Le borse festeggiano l'intesa, vantaggi per tutti. Artiata alla cronaca, chi tornano? Orta. Questo l'abbiamo già visto, adesso spriore. Inocchiamo sempre in politica internazionale, pressing su Putin per la tregua, Mosca, ultimatum inaccettabile, veramente non è un ultimatum, ma una proposta, ma comunque vabbè. Zelensky è pronto ad incontrare il leader russo giovedì in Turchia, ma una ravittura. Guerra dell'UE ai telefonini nelle scuole, il ministro Valditara, vogliamo estendere il divieto fino a 14 anni. Proponiamo di eliminare i cellulari dalle scuole dell'UE, sicuramente sino a 14 anni, ma stiamo ragionando se non sia opportuno estendere ulteriormente questo divieto anche come qualche altro paese ha già fatto, cioè l'estendere a trasettate. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara durante il punto stampa a Bruxelles, a margine del Consiglio UE, del Consiglio UE Istruzione. Austria, Francia, Ungheria, Italia, Slovacchia, Svezia hanno sottoscritto la proposta, mentre Lituania, Cipro, Grecia e Belgio hanno annunciato che lo faranno comunque, anche se non senza l'emanazione europea. I dati sono drammatici ed hanno un duplice impatto sullo sviluppo psico-emotivo dei giovani e sulla didattica a scuola. Sul primo fronte, l'uso degli smartphone porta a difficoltà di concentrazione nella memorizzazione e persino nello sviluppo della fantasia. C'è una crescita psicologica che viene in qualche modo danneggiata dall'uso del cellulare. Non sempre sul cellulare in mano. Il PKK si scioglie, fine della lotta armata. La decisione al congresso del partito dei lavoratori del Kurdistan. A Ankara, il partito dei lavoratori del Kurdistan ha annunciato la dissoluzione dell'organizzazione e il disarmo in seguito all'appello del fondatore Abdullah Öcalan. Lo riferisce lo stesso PKK dopo il congresso che si è tenuto dal 5 al 7 maggio scorsi. Il congresso si è tenuto per discutere una storica lettera del leader Öcalan pubblicata a fine febbraio, in cui si afferma che il PKK aveva assolto il suo compito ed era tempo che la lotta per i diritti curdi passasse dal campo di battaglia alla sfera politica. Nella missiva Öcalan ha invitato il PKK a sciogliersi e disarmarsi. Öcalan è detenuto nel carcere di Imrali dal 1999.
la Turchia e il PKK sono impegnati in un conflitto armato decennale con tanti morti, fondato nel 1978 in risposta all'oppressione della popolazione curda in Turchia. Il PKK inizialmente si è battuto per un Kurdistan indipendente, ma ora chiede maggiori diritti politici e culturali all'interno della Turchia. Ma bella resa totale. E vabbè. Vi manca qualche paginetta di queste ultime. Ecco, Leone, solo i popoli informati possono fare scelte libere. Il Papa ha incontrato i giornalisti, stereotipi, mediocrità, pregiudizio e odio. Queste sono le piaghe da cui i mass media devono purificarsi, cioè cercare di evitare di usare determinate parole. Il migliore extravergine si produce a Bologna. Scusate se sono mischiato, ma non è colpa mia. A Bolotona, scusate. Il migliore extravergine si produce a Bolotona. 3 olivicoltori locali premiati alla rassegna San Bacchisio. Una bella cosa questa pure. Bene, che in questo terminamos sitte novas de oggi, noi spostiamo da essa sigla di tancatura, eccola qua, e nos damos appuntamento torna a casa. Allora, dirmo un attimo una cosa, posso ammentare che come la politica di Facebook è scambiata. Quindi tutte le registrazioni in diretta che ha come Viz TV, dopo 30 giorni sparano da questa pagina Facebook di Viz TV. Ma la maggior parte di questa registrazione la potete buscare, compresa questa sita nuova, la potete buscare in YouTube. Viz TV YouTube. Quindi su un archivio namo, la registrazione fissa non è esploso in Facebook ma in Viz TV. Purtroppo Facebook ha fatto questo cambiamento disastroso, insomma. È come vina salvezza di Viz TV entro dei successi delle lampade che erano scaricate, se no non sparano vina salvezza, cioè adesso domizia da cassette, da canno Viz TV sta funzionando, vai un archivio in treo, vina se sei stato hackerato dai babysitter TV, ma comunque bisogna entro dei QE, tutta questa cosa spariti che Facebook ha cambiato politica. Purtroppo non si balla loia che ha diretta e quindi Facebook non ve la ha preso a mantenere in deposito tutto questo diretta e hanno cambiato politica che l'ha scancellata e quindi succede questo, insomma. A padevere vina che era una rivoluzione di impostazione, cioè i Tenovas per esempio non ha essere una pagina dedicata a Bizzi, ma ha essere una pagina dedicata a tutta la Sardegna, osservato che deve servire come supporto a saldo a lo canale che ho poi in gestione, cioè Radio TV Sopramonte che è di tutta la Sardegna, poi beste Sardegna Nazione TV e poi beste Viz TV, cioè tutta da appoggiare zuppa dei Tenova, da appoggiare e in condivisione hanno poi e sono diversi canali, cioè su chi riguarda Bizia a fare in condivisione in Viz TV, riguarda Sardegna a fare in condivisione in Radio TV Sopramonte, su chi riguarda sa politica a fare in condivisione in Sardegna Nazione Media. Ecco, è un po' complicata questa cosa, ma piano piano penso della che deve comprendere. A menso vedere, buona a tutti da Viz TV, adioso e menso a casa.